Siamo in partenza, stiamo andando all'Aquila, in questo momento siamo in un traghetto che da Olbia ci porterà direttamente a Civitavecchia, subito dopo in Abruzzo. Quest'oggi verranno, anzi domani in realtà, verranno consegnati circa 1000 capi, 1000 pecore da parte degli allevatori sardi agli allevatori dell'Abruzzo. Tutto questo grazie a una grande manifestazione che è stata quella di Voci di Maggio, organizzazione gestita dagli Stentales. E allora via, si parte direttamente verso l'Abruzzo. Allumanas de boku, kimbai kareinar fritas. Tintu arruian sloku, inoras mahalaita. Alas kraes arrutu, esas frunzas armida. Kie orfa gelutu, mortor de sposita. Assas de gassas armas, fiores han bruciado. Sun negadas as parmas, a su male fanadu. Istudati su putu, un'ultima ischinsida. Chi è orfa che lutu, mortor de sposita. Sonem de vos passizza, fino a sissi stradone. Omines casimiza a pedir de sermone. Sapiena di assutu, tranquilla samamida. Chi è orfa che lutu, mortor de sposita. Si dai su coro, su zampere caente. Come taglia oro, da lui sente. Su un brandende a su cutu, vicino se pugita. Chi è porfa che lutu, mortor de sposita. Tanto tempo ancora, guarda guerrero frate. Pronde la sale vola de esa barbaridad. E non canta in su mutu, s'as feminas ferita. Chi è porfa che lutu, mortor de sposita.
Siamo qui, abbiamo già iniziato appunto a scaricare le pecore per questa bellissima manifestazione che adesso a Paradura, quindi in aiuto dei nostri pastori abruzzesi. I sardi hanno donato una pecora per questa grande usanza che abbiamo rispolverato e riportato d'attualità. Questo è il mondo agropastorale che in collaborazione con la Coldiretti regionale, con l'assessorato all'agricoltura, al turismo e tanti altri assessorati che hanno partecipato, provincia e comuni, abbiamo voluto dare un sostegno appunto a questa popolazione colpita purtroppo da questo brutto fatto che è del terremoto. Ce ne sono figliate, speriamo appunto che siano un senso di ricrescita, di rinascita, affinché veramente qualcuno si possa riprendere e dal gregge si parte per costruire una nuova era. E noi siamo con Gigi San, tanto lavoro, io credo che sia una giornata molto positiva, Gigi. Beh, gratificante, perché comunque già da stamattina alle 7 quando mi sono svegliato sono venuto a controllare le pecore e sono venuti, ho trovato 3-4 pastori abruzzesi con i figli che stavano guardandosi le pecore e mi hanno detto una frase bellissima, dice: ma non sapremo mai come ringraziarvi, ma non siamo venuti qui per ringraziarci, insomma, siamo venuti perché ci crediamo in questa solidarietà e il mondo della campagna si è mosso bene, quindi la Sardegna ha creato un ponte con l'Abruzzo per aiutare appunto dei pastori che avevano necessità.